Pronti? 1, 2, 3. Questa volta è convalidato il segnale, vediamo subito Embaiador che va a condurre nei confronti di Delizia di Casei che rimane però all'esterno per il Numero 4 è le Lamborghini squalificato. inserimento di Capta in seconda posizione davanti a Daikiri Piz, Numero che però 6 sbaglia. Daikiri Piz L'errore di Daikiri Piz che era in squalificato. terza posizione. E così in terza ora dovrebbe essere Caio Vettonio, che precede Delizia di Casei che ha trovato spazio e via via tutti gli altri in fila indiana con tentativo di risalita o dei doppiamente penalizzati. Intanto però Embaiador, che era il netto favorito, ha conquistato in breve il comando. Captain Scia, poi Caio Vettonio, all'esterno la progressione dei cavalli penalizzati con tanto i primi 600 che se ne vanno in 47,4 e al largo si fa luce Doge Spritz, doppiamente penalizzato. Doge Spritz 1,28 intanto gli 800, mentre viene in terza ruota Dakovo Mail. Dakovo Mail si rifà tutto il gruppo e perviene a ridosso di Doge Spritz, andando lui scoperto sul leader Embaiador. Doge Spritz si lascia superare e così Dakovo Mail costringe Embaiador ad accelerare quando siamo a metà gara. Embaiador in vantaggio, Dakovo Mail all'esterno, Capta lungo la corda, poi Doge Spritz Numero 3 Elemis Tab ancora squalificato. Delizia di Casei lungo lo steccato. Percorsie esterne c'è anche Darwin dei Greppi che precede Zodecar Very Nice. Intanto manca un giro alla conclusione, c'è stato un 14-8 davanti alle tribune con ritmo che si è decisamente velocizzato, ora 700 dal palo, insiste all'esterno, Dakovo Mail impegna Embaiador che però replica bene, i due sempre tallonati da Capta. Embaiador cerca di ripartire sotto la spinta di Dakovo Mail, 400 alla conclusione, il parziale ora in 14,1, il più svelto, con cui Embaiador affronta la curva conclusiva, all'esterno sempre Dakovo Mail, alla corda Capta, poi ancora Doge Spritz, quindi da Caio Vettonio e Delizia di Casei. Completamento della curva, ingresso addirittura d'arrivo, Embaiador entra in vantaggio, può sprintare all'interno Capta, mentre al largo c'è ancora Dakovo Mail, finale con Capta che passa e nelle battute conclusive emerge per vincere sullo stesso Embaiador che lascia al terzo posto Dakovo Mail, 1,16, 29,8 a chiudere. Capta conferma la sua capacità di correre in questi schemi, la sua abilità nello schema coi nastri e sulla distanza del miglio e mezzo, corre in scia al battistrade favorito Embaiador e in open stretch passa nettamente nel finale. Dopo il rientro di qualche giorno fa, Capta decisamente meglio oggi in sediolo, però ancora un ispiratissimo Manuel Pistone che porta a casa il poker in giornata, questa volta per Sabina Breccia e per il signor Stephen Ciangura. È tutto per questo convegno di corse dall'ippodromo Arcoveggio. Prossimo appuntamento, giovedì.